L'International Football Association Board ha dato l'ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a 5. La proposta era stata avanzata dalla FIFA per far fronte al dispendio fisico imposto dalla maratona di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati. È stata modificata temporaneamente la legge 3. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo 3 opportunità per effettuare sostituzioni. La modifica entra in vigore con effetto immediato. La decisione sull'opportunità di applicare questa modifica temporanea rimarrà a discrezione di ogni singola lega, mentre l'IFAB e la FIFA determineranno in una fase successiva se tale modifica temporanea debba essere estesa ulteriormente. L'emendamento alla legge 3 riguarda sia le regole del gioco del 2019-2020 che 2020-2021, con quest'ultima entrata in vigore dal 1 giugno 2020. In relazione alle competizioni in cui è implementato il sistema di Video Assistant Referee, queste competizioni possono cessare il suo utilizzo al ravvio a discrezione di ogni singolo organizzatore della competizione. Tuttavia, laddove viene utilizzato VAR, tutti gli aspetti delle leggi del gioco e, per estensione, il protocollo VAR rimarranno in vigore. Dopo averlo inseguito per circa 4 anni, il Real Madrid avrebbe pensato di non cercare più Pogba come rinforzo per il centrocampo. Secondo il sito del quotidiano madrileno Marca, infatti, sarebbe questa la scelta dei Blancos, che non intendono più seguire il centrocampista francese che è sempre stato nei pensieri di Zidane. La società preferirebbe puntare sul giovane talento Edoardo Camavinga, centrocampista del Rennes e dell'Under 21 francese. In elenco c'è pure l'opzione N'Golo Kanté, anche lui campione del mondo con la Francia come Pogba e anche lui in uscita dal suo club di appartenenza, il Chelsea. Milinkovic-Savic ha incantato la Premier. Il centrocampista della Lazio è entrato nell'obiettivo di Tottenham, Chelsea e Manchester United. A dare la notizia è il tabloid inglese Daily Mail. Le motivazioni sono diverse. Gli Spurs cercano un elemento per riempire il vuoto lasciato da Eriksen. Lo United lo vorrebbe al posto di Paul Pogba, dichiarato in uscita, e Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ammira molto il sergente, che potrebbe rivelarsi un rinforzo importante per i Blues. Il contratto di Milinkovic-Savic con le Aquile scadrà nel 2024, ma sono molte le squadre che sembrano interessate al giovane serbo. Lotito però è tranquillo. Con un'offerta minima di 100 milioni di euro, la partenza del giocatore da Formello non è così scontata. Continuano i tentativi del Barcellona per convincere l'Inter a cedere Lautaro Martinez. Finora i Blaugrana non sono ancora riusciti ad intavolare una vera trattativa con i nerazzurri, ma, secondo Mundo Deportivo, il Barça starebbe tentando un nuovo colpo, mettendo sul tavolo Emerson Royal, il terzino 21enne del Betis in comproprietà con il Barcellona, che ora potrebbe riscattarlo e inserirlo nell'operazione Lautaro. L'offerta potrebbe anche essere allettante, ma finora la società meneghina ha dimostrato di essere più interessata ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore che alle contropartite tecniche. Forse il Barcellona spera che, con il nome giusto, l'Inter possa cambiare idea.